ben ritrovati. Buonasera e ben ritrovati, seconda puntata di Friuli Effetto Giovani e oggi si parla di maturità, di esame di maturità ma anche di maturità intesa come un passaggio cruciale, importante della vita dei nostri ragazzi. In studio abbiamo appunto molti ragazzi di quinta ma anche tanti di quarta che affronteranno, e ne parleremo più avanti, una maturità nuova. In studio con noi, oltre naturalmente ai ragazzi che sono i veri protagonisti di questa trasmissione, abbiamo naturalmente il professor Francesco Cioli che siede qui accanto a me e il professor Luca Martin che invece l'abbiamo mimetizzato tra il pubblico. E invece come ospiti della puntata abbiamo Davide Boeri, benvenuto, che è il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine, e Marco De Gasperis, referente per la sezione junior di Danieli. Buonasera e grazie per essere venuti in studio. Allora, dicevamo, parliamo di maturità. Innanzitutto questa è stata la settimana in cui si sono un po' chiarite le cose, dovevano essere diffuse le materie d'esame, così è stato. La ministra Fedeli appunto ha pubblicato, reso note quali saranno le materie d'esame, in particolare per la seconda prova, scongiurato lo spauracchio fisica per il liceo scientifico, ci sarà la matematica, confermato il solito latino per il classico, anche se forse negli anni scorsi era uscito un greco, insomma tutto come sempre, la lingua predominante invece come seconda prova per gli istituti linguistici. Allora, innanzitutto come avete accolto la scelta delle materie? Sono piaciute? No, tu volevi fisica, hai già detto. Martino, dillo in pubblico veramente. Secondo me è una minoranza. Io credo di essere in una minoranza assoluta, però sì. personalmente avrei preferito fisica, anche perché sono molto più bravo in fisica e perché matematica in quinta, devo dire, diventa un argomento molto difficile. Però riconosco che fisica è una di quelle materie che diventa difficile, se non si ha una comprensione profonda è una materia molto difficile da affrontare, soprattutto in un esame. Mentre matematica è una di quelle cose basate più su un processo, su una cosa che non richiede una comprensione approfondita, ma semplicemente una risoluzione di un problema. Però sicuramente nella terza prova potrai sbizzarrirti. Sì, non avrai, di avere... ecco, sicuro, sicuro. Invece per quanto riguarda il latino, per chi è al classico... Ma io meglio faccio il latino classico e sono felice che sia uscito latino. Beh, insomma. C'era grande ansia, anche se tutto sommato era abbastanza evidente che sarebbe uscito latino, e sento da tutta Italia che tutti siamo felici di questa Immagino, cosa. non so perché non stento a credervi. Sì, diciamo che... Dai, il greco è un po' più ostico, c'è poco È da un po' fare. più ostico, sì. Diciamo che non è, l'unica differenza non sono le lettere, che quelle del latino sono le stesse dell'italiano. Il greco ha molti oppositori, io sono uno di quelli, sono stato molto felice di avere latino. Bene, bene. E invece per quanto riguarda gli istituti invece tecnici saranno le prove tradizionali legate all'indirizzo. Dicevamo, non è l'unica novità in realtà che riguarda la maturità, perché appunto quanti sono i ragazzi di quarta in studio? Alzate la mano così diamo uno sguardo d'insieme. Come vedete appunto sono la maggioranza. Allora se c'è chi già si preoccupa dell'esame che è il 21 giugno se non sbaglio, insomma è quasi alle porte, mancano 140 giorni, però insomma già ci si pensa. Chi invece è in quarta ha altri pensieri, perché la maturità cambia per l'ennesima volta volto. Basterà avere la media del 6 complessiva per essere ammessi all'esame. Questa è una decisione che fa parte del pacchetto della buona scuola, ma che ha destato insomma malumore, o quantomeno non sono mancate le polemiche, polemiche che poi nella realtà non sappiamo se trovano un riscontro. Allora, un giro di microfono, fatevi coraggio e forza. Masha, dai. Sì, dai. Cosa ne pensi? Cioè, tu cosa pensi di questa proposta della maturità con... Io, diciamo, un po' informandomi su questa novità, cioè personalmente secondo me ci sono pro e contro su certi cambiamenti. Infatti, per esempio, ho letto che per italiano, ad esempio, hanno tolto un po' di tracce sul tema, e secondo me questa cosa qua non era da fare. Invece altre cose ci stanno anche. La destra invece? Sinistra, via. Io mi ritengo piuttosto soddisfatto. Ditemi anche i nomi, che così io li sono memorizzo. Paolo. E mi ritengo piuttosto soddisfatto della riforma, di questo esame di maturità, sperando che si arrivi a capire che la sua utilità è poi un po' dubbia. È un po' presto adesso magari per i dettagli. Sperando... No, io credo che
A parte il fatto appunto della media del 6 che permette di accedere all'esame senza difficoltà, l'aggiunta dell'alternanza scuola-lavoro è Sì. contata come credito formativo. E Raddoppiano le ore se non ho letto male. Diciamo che innanzitutto l'alternanza scuola, spiega che cos'è Ecco, l'alternanza l'alternanza scuola-lavoro? è arrivata in Italia grazie alla buona scuola e praticamente mette in gioco i ragazzi a partire dalla terza dell'anno scorso, quindi dalle terze in poi per il triennio, i ragazzi che si mettono in gioco e iniziano a dare un occhio, uno sguardo al mondo del lavoro, quindi con stage in azienda, conferenze, anche ideazione di start-up, vengono introdotti a quello che poi verrà dopo gli studi Viene creato, del diciamo, liceo un collegamento tra il mondo del lavoro. cosa che si faceva con gli istituti tecnici e che viene ampliata anche al liceo, Esatto. come in altri paesi europei, quindi anche lì secondo me è un segnale di innovazione importante. Ed è giusto che a questo punto non sia fine a se stesso, ma venga anche valorizzato e tenuto in considerazione nell'esame di maturità, cosa importantissima, e per cui io mi ritengo personalmente molto soddisfatto. Poi non so se vogliono aggiungere qualcosa. Sì, il dibattito è vostro. Non voglio togliere nulla a Paolo che ha fatto un'analisi corretta. In realtà l'alternanza scuola-lavoro è arrivata nei licei l'anno scorso con la riforma della buona scuola, mentre era già nei licei professionali e tecnici ed è stata semplicemente ampliata, quindi è stata raddoppiata. È stata estesa anche ai licei che prima erano esclusi da questo. Nei licei invece, nei studi tecnici e professionali. No, invece per quanto anch'io come Paolo credo che ci sia però da interrogarsi globalmente su quanto effettivamente l'esame di Stato è utile, perché comunque veniamo valutati per 5 anni dai nostri insegnanti, poi ritrovarci in quinta con membri esterni, quindi con persone che non ci conoscono, che non sanno il nostro percorso, comunque non sanno le nostre capacità e competenze, che ricominciano da zero questo processo di valutazione. Tu dici potrebbe danneggiare, no, comunque o cioè, mortificare. Al di là di effettivamente nelle università ora sempre di meno viene tenuta in considerazione la valutazione d'uscita dal liceo, comunque dalle scuole secondarie di secondo grado. Però effettivamente c'è da chiedersi che senso ha rivalutare in quinta dopo un processo di 5 anni con insegnanti esterni. Quindi i commissari esterni rappresentano esatto. in effetti è uno dei cruci. Passa pure il microfono al tuo compagno. Ti chiami? Io sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Dunque, per quanto sia d'accordo sul concetto di alternanza scuola-lavoro, che a mio parere è un elemento fondamentale e che andava instaurato all'interno della scuola italiana, tuttavia credo che l'esame di Stato, discordandomi in parte dai discorsi che hanno fatto i miei due compagni, sia tuttavia utile, perché lo trovo come il finale giusto per un percorso che si è sviluppato per tanti anni e che porta lo studente ad una prova di maturità, come dice la parola stessa, e dunque a ritrovarsi ad affrontare un esame chiaramente differente da ciò che gli ha presentato fino a quel momento la scuola e che lo porta a decidere veramente il suo percorso in un momento che è cruciale, perché porta lo studente da un periodo di spensieratezza, se così si può dire, a un periodo di vera maturità e ad approcciarsi veramente al mondo del lavoro. Dunque io lo trovo un elemento fondante e fondamentale della scuola italiana. Un passaggio assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda invece la nuova riforma, su un punto mi trovo assolutamente discordante, nel senso che ragionando basta avere adesso la media del 6 con tanto di voto in condotta, esatto, che fa comunque media. Con voto in condotta. Ciò vuol dire che se uno ha 9 in condotta, cosa non impossibile per molti di noi, spero, e ha 3 in un'altra materia di media, così ragionando proprio terra-terra, egli ha la possibilità di accedere all'esame di Stato con la media del 6. 9 più 3 è 12, certo. Se mi insegnano ponendo bene, che abbia quindi. tutte le Dunque, sì, 6... il classico c'è, facciamo matematica classico? anche noi. Ecco sì. Quindi non mi trovo assolutamente d'accordo su questo punto e credo che gli studenti, chiaro che a breve termine la cosa può sembrare proficua e fruttifera,
ma in un periodo più lungo, in una maturazione anche nel futuro, possiamo capire come la cosa non sia assolutamente buona, per usare un termine. Insomma, abbiamo due opinioni, due pareri diversi, anche comunque proprio sull'esame. Dibattere quello. Beh, certo, siamo qua per quello, anzi no, in realtà mi ha sorpreso la posizione di Marco, giusto? Francesco, scusami, è giusto? Di Francesco, perché anch'io ho sempre inteso l'esame di maturità anche come insomma, un passaggio che conclude un percorso di studi, eccetera. Però effettivamente anche alla luce delle riforme scolastiche che sono state fatte, ci sono, sì, il tuo punto di vista in realtà non è così alieno, ecco. Sì, prego. Io invece devo dire che mi trovo in disaccordo sul valore dell'espansione del progetto di alternanza scuola-lavoro ai licei. Questo era un po' anche un cruccio, no? Perché, sì, perché è più difficile, si dice, poi me lo dovete dire voi, se è più difficile rispetto a un istituto tecnico. Da quello che ho avuto come racconti di esperienze di altri ragazzi che stanno avendo questa esperienza in questo momento, e anche da professori che mi hanno parlato di questo, mi dicono che in realtà è una cosa abbastanza difficile nei licei, perché è un liceo, non esiste un'attività di indirizzo. Mandare un ragazzo che studia a un liceo scientifico da un avvocato, da un commercialista, non ha veramente senso, non è un lavoro per il quale siamo proiettati. Noi siamo liceo, soprattutto lo scientifico, il classico o anche l'artistico, sono propedeutici media all'ambito universitario e quindi a attività che in realtà quando sei un liceale non si può neanche provare a fare. Contando anche il fatto che è difficile, ad esempio, unirsi con attività private, dato che i ragazzi sono molto costosi e molto poco efficaci dal punto di vista lavorativo, dato che richiedono un sovrintendente, gli accordi con la scuola, bisogna controllare. Però te vai a scavare anche questo però diventa un grande problema, perché iniziamo a dare un sacco di responsabilità delle aziende che devono iniziare a trovare dei posti, le scuole devono inventarsi tutto il possibile. Così si gira l'economia e troviamo posti di lavoro nuovi. Passo un attimo la parola di qua, che sto trascurando i ragazzi da questa parte. Vedevo che volevate intervenire, prego. Il tuo nome? Aurora. E vorrei in realtà ricollegarmi con quest'ultimo intervento che ha fatto il ragazzo. Onestamente io faccio il liceo classico e quindi è vero, il progetto di alternanza scuola-lavoro per me è assolutamente condivisibile, nel senso che il progetto di alternanza è stato fatto per fare poi una scelta più ponderata per l'università e quindi introdurre i ragazzi nel mondo del lavoro è assolutamente, ovviamente introdurre i ragazzi quando sono ancora alle superiori nel mondo del lavoro è assolutamente giusto, perché ovviamente questo porta i ragazzi in un certo senso a togliersi da quest'area di trascendenza, di solo materie teoriche e portarli veramente nel mondo reale. Però nel mio caso, e questo assolutamente appunto condivido quello che dicevi tu, io sono stata mandata ad esempio in un archivio di un museo ed è chiaro che io nella vita non voglio fare l'archivista, anzi la mia scelta, io vorrei fare all'università addirittura una facoltà scientifica. Però, quindi, sotto questo punto di vista non è sbagliato il progetto dell'alternanza ed è giusto anzi che esso venga considerato durante l'esame di Stato, perché comunque per quanto riguarda me e probabilmente per quanto riguarda moltissimi altri ragazzi, il progetto dell'alternanza scuola-lavoro ha veramente caratterizzato il mio triennio di studi, cioè dalla terza superiore fino alla quinta, e quindi è giusto essenzialmente che un progetto che ci ha portato via moltissime ore che avremmo potuto utilizzare probabilmente per dedicarci ad altre attività sia così tanto considerato, ed è giusto anche che venga abolita la terza prova, perché la terza prova... Altra novità, ecco, così abbiamo sì, chiuso il cerchio della maturità 2018. La terza prova onestamente consisterebbe nel verificare tue conoscenze su cose che in realtà sono già state verificate durante l'anno, e quindi togliere la valutazione della terza prova per lasciare invece più spazio alla valutazione del progetto di alternanza che appunto ha dedicato, a cui i ragazzi hanno dedicato del tempo, è assolutamente giusto. È anche giusto ovviamente, come giustamente dicevate voi, il fatto che non venga considerato l'esame di Stato come voto finale, ma anzi venga molto di più considerato il percorso che un ragazzo ha fatto per il triennio. Qualcuno di voi prima diceva che il voto di matura non viene considerato. Onestamente no, perché il voto di maturo viene considerato dalle università straniere, infatti moltissime università scozzesi, inglesi o comunque della Gran Bretagna richiedono un tot di voto di uscita dall'esame di matura per entrare. Quindi un ragazzo che magari si è dedicato veramente nel corso di 3 anni, ha dedicato tempo allo studio, che poi esca con un voto che non gli rende onore, è assolutamente sbagliato. Quindi io sono
felice, sono in guardia e sono assolutamente felice di questo nuovo ingresso nell'esame di maturità. Bene, allora siamo entrati nel vivo, però ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria. Vi ricordo però che questa sera potete intervenire in trasmissione con gli sms o anche tramite WhatsApp, inviarli al 345 9956 897, il numero che vedete anche in sovraimpressione. Pubblicità. Eccoci rientrati in studio, allora stavamo parlando in maniera molto approfondita del nuovo esame di maturità. Nella pausa si ricordava che non è l'unica novità, ce n'è una anche che magari può sembrare meno di valore, però è significativa. Nicolas. Allora, ciao a tutti, sono Nicolas. Allora, l'unica cosa che diciamo anche mi ha dato un po' fastidio in tutti i sensi è anche il nome che hanno cambiato l'esame, perché non è più esame di maturità, ma sarà appunto esame conclusivo e secondo me è anche un po' uno svalutamento dell'esame in sé, perché ad esempio non è come una verifica scritta che puoi recuperare, cioè rappresenta tutti i 5 gli anni, quindi non è un cambiamento che mi è piaciuto tanto sinceramente. Abbiamo due visioni un po', diciamo, concedetemi, romantiche dell'esame di maturità, quindi come fase conclusiva degli studi, insomma a fine di un'epoca o di un periodo insomma intenso, un percorso di 5 anni se non altro a fianco sempre delle stesse persone e poi invece chi è appunto come Francesco, dice forse alla fine questo esame di maturità dobbiamo chiederci, anche perché lo riformano continuamente, lo cambiano sempre, se veramente serve. Passerei anche la palla ai nostri ospiti, perché loro hanno a che fare con diplomati, con laureati poi per appunto inserirli nelle aziende o realtà appunto industriali. Fate pari dispari, chi di voi vuole cominciare e da dove cominciare? Serve o no questo esame, secondo voi? O è caduto, in effetti si può ripensare un'uscita dalla scuola superiore diversa? Io sono dell'opinione che l'esame serve. È il primo e forse uno dei più difficili esami della vita. Essendo il primo vuol dire che in seguito ne incontrerete molti altri. Io lo ricordo con una certa nostalgia positiva. Sì, no? nostalgia esatto, positiva. È importante l'atteggiamento con cui si affronta l'esame di maturità perché è una cosa che rimane poi impressa nella memoria e aiuta a credere in se stessi, riuscire a proseguire poi nella vita con una fiducia in se stessi diversa che aiuta poi ad affrontare altri esami. Un altro esame subito nelle immediate vicinanze rispetto a quello di maturità è l'esame di guida per la patente. Sembra una banalità, ma dà grande soddisfazione, è veramente una cosa anche quello è importante. Un passaggio, è un passaggio, anche un passaggio di autonomia, perché poi si parla, ma non so, per molti di voi che proseguiranno vuoi all'università, ma anche chi appunto entrerà a pie pari nel mondo del lavoro, ma avrete una vostra autonomia, cioè chi si allontanerà da casa, così come la macchina ti dà di fatto effettivamente l'indipendenza, ecco. E voi costruite il vostro futuro a partire da queste partenze. Condivido pienamente il discorso fatto, ritengo che l'esame di maturità sia uno dei primi esami che nella vita di tutti i giorni abbiamo. In effetti, se vogliamo essere sinceri, gli esami sono quotidiani. Questo è un esame importante, che è quello appunto della conclusione di un ciclo, e ritengo che sia opportuno continuare insomma, a svolgerlo, perché è un progetto che va alla conclusione, un progetto durato 5 anni, dove voi studenti insomma, vi impegnate fino ad arrivare a discutere un qualcosa in cui in teoria credete, e penso sia opportuno continuare su questa strada, senz'altro. Anche perché poi al di là appunto di queste famigerate prima prova, seconda prova e la terza prova che poi non ci sarà più, quindi molti di voi saranno fortunati, alcuni invece la dovranno fare, però voglio dire, a parte questo c'è tutto un discorso anche che culmina con l'orale ovviamente, dove voi potete presentare delle tesine, delle cose prodotte da voi, e quindi anche in questo caso è sicuramente un passaggio anche propedeutico per eventuali università, esami di ammissione, altre cose che ovviamente incontrerete, perché la vita
vita è piena di esami da lì in poi. Ci arrivano dei commenti, io ve li leggo così diamo anche spazio a chi è a casa. Giovanni dal Liceo Copernico che dice è in quarta e trova la riforma dell'esame di Stato positiva per certi versi, negativa per altri ovviamente. La missione con la media del 6 è un cambiamento inutile, se prima la scrematura degli studenti veniva fatta prima dell'esame, adesso verrà fatta dall'esame stesso. D'altro canto, qui è un messaggio molto lungo, faccio una sintesi, dice assurdo togliere l'esame scritto di inglese, questo non è possibile che uno studente italiano non verifichi le sue abilità di scrittura inglese, questo anche in riferimento alle università, all'estero eccetera, sicuramente potrebbe essere un punto negativo. Trovo però molto positivo, dice l'ampliamento dei crediti formativi accumulabili nel triennio, facendoli passare da 15 a 25. L'alternanza scuola-lavoro, una cavolata assurda. Non è possibile far lavorare uno studente liceale poiché questo ha solo basi teoriche e non pratiche, quindi non solo risulterebbe utile, ma andrebbe addirittura a far perdere tempo ai lavoratori, quindi anche qua una posizione critica. E un altro invece dice: cosa ne pensate di aggiornare i programmi di storia del quinto anno, comprendendo periodi storici più vicini a noi? E in questo caso, insomma, cambiamo un po' argomento. Chi ha il microfono? Vai, nome? Io sono Ludovica e frequento il Malignani di Udine. Ciao. Io in realtà sono un po' in disaccordo con quanto si è detto ultimamente, ovvero il fatto che comunque sia un esame importante che preparerà sicuramente ad affrontare altri esami nella vita. Sinceramente quello che posso imparare da un esame, al di là della parte nozionistica o di competenze, può essere magari la gestione dell'ansia, la gestione delle tempistiche nel prepararlo, un esame, eccetera. Ma penso che questo sia più legato al percorso che ho fatto nei 5 anni. Sono abilità che ho imparato nel corso dei 5 anni, a gestire l'ansia sia prima di un qualunque compito, prima di una qualunque interrogazione, a gestirmi con lo studio in modo da poter far fronte comunque non solo alla scuola ma anche a attività esterne, e penso che la maturità uno la dimostri più durante il percorso che durante il singolo esame. Mi sento preparata ad affrontare altri esami futuri, non grazie alla prova che affronterò tra 5 mesi a giugno, ma grazie a tutto quello che ho fatto prima, sinceramente. E soprattutto il fatto del cambio del nome dell'esame, secondo me ci sta in realtà. Perché ha colpito questa cosa del nome? Sì, secondo me ci sta, perché l'esame di maturità, appunto, come ho appena detto, dovrebbe simboleggiare il passaggio appunto del ragazzo alla maturità. Però, come ho appena detto, non è questo che fa, secondo me. Invece, chiamarlo esame conclusivo vuol dire appunto che simboleggia la conclusione di un percorso di studi durato 5 anni, e soprattutto nel momento in cui si abolisce la terza prova, che secondo me, e lo dico da persona che dovrà affrontarla, quindi diciamo non molto contenta di questa cosa, è l'unica che veramente può dimostrare la maturità di un ragazzo, in quanto è l'unica che spazia in più ambiti, in più materie, e quindi dimostra la preparazione a 360 gradi di un ragazzo, piuttosto che una seconda prova o una prima, che comunque ci si aspetta e quindi si può preparare bene. Sì, poi vi vengo a intervistare fuori dal giorno dell'esame del tema di italiano. Okay. E non sono, in realtà ovviamente tutte le prove sono difficili. Certo è che immagino tu proseguirai gli studi all'università, hai già le idee chiare, ecco, sai che nei prossimi anni avrai tanti esami da affrontare. Purtroppo le cose funzionano così, nel senso ti valutano in base agli esami. Però Li sicuramente affronterò grazie al metodo di studi che comunque ho acquisito in 5 anni, non in quei Esatto. 3 giorni di esame. No, infatti, però quello è comunque tirare una linea, fare le somme. È chiaro che tu quell'esame lì lo supererai o lo affronti proprio nel modo in cui dici, perché hai un background e un metodo di studio acquisito nel tempo. Di qua che sento vociferare. No, si è parlato Cosa ne molto... pensate? Io mi trovo assolutamente d'accordo con Francesco. Io credo che la maturità di una persona non si misuri con un esame alla fine di 5 anni, dove i professori hanno, se l'alunno viene promosso continuamente anche con dei buoni risultati, si sia già verificata la sua maturità. E credo che un esame che spesso può anche non rappresentare quello che effettivamente è stato il percorso dello studente, perché per una serie di motivi fa male l'esame, e questo verrà segnato nel tempo con questo marchio indelebile del tuo esame di maturità, che in realtà
poco importa per l'università, perché ricordiamo le scuole superiori italiane ignorano completamente l'esame di uscita, la normale di Pisa, la Sant'Anna di Pisa, la Galileiana di Padova, non guardano neanche l'esame di maturità. All'estero questo succede, come diceva prima la ragazza, ma dobbiamo immaginare come sarebbe la situazione se in Italia non ci fosse l'esame di maturità. Io immagino che cambierebbe anche questo sistema di valutazione delle università straniere. Per quanto riguarda l'alternanza, rispondendo al messaggio che è arrivato, io sostengo fortemente questo sistema e non credo che sia tempo sprecato né per le aziende che ospitano, che mi immagino siano anche contente di in qualche modo, fra virgolette, farsi pubblicità e far capire agli studenti cosa è fare il lavoro, cosa vuol dire lavorare, entrare nel mondo del lavoro. Poi a me piacerebbe anche sentire personalmente cosa ne pensano i tuoi ospiti, che appunto sono i vostri ospiti, se li dovete l'alternanza. Comunque interpellare. credo che sia stato veramente un passo in avanti rispetto al passato. Poi. L'alternanza sicuramente è un passo avanti, il fatto che vengono raddoppiate di fatto un po' le ore che vengono dedicate a questo progetto. Io oggi come rappresentante di Danieli posso dire che in azienda l'alternanza viene svolta quotidianamente. Mediamente all'anno abbiamo circa 80 ragazzi che in azienda fanno alternanza scuola-lavoro. Ad oggi abbiamo avuto come interfaccia principalmente gli istituti tecnici del territorio, però stiamo già cominciando, già da un po' di tempo a questa parte, insomma, a vedere di avviare anche un progetto di alternanza scuola-lavoro con il liceo Paolo Diacono, in questo caso di Cividale. Per cui non voglio escludere a priori che i ragazzi del liceo possano fare insomma, alternanza scuola-lavoro anche in un'azienda come Danieli che si occupa insomma, nel settore metalmeccanico. Ritengo sia importante per un liceale come per un ragazzo che frequenta un istituto tecnico capire e affacciarsi a quello che è il mondo del lavoro. Non si può pensare che nell'arco di 5 anni un ragazzo arrivi a conclusione della maturità senza aver mai provato almeno una volta cosa vuol dire lavorare. Prima il ragazzo diceva non capisco esattamente in cosa la persona possa essere inserita all'interno di un'azienda se la persona viene da un liceo. Proviamo a pensare ad esempio a un liceo linguistico. Liceo linguistico sono persone che teoricamente insomma, apprendono delle lingue, non solo una ma più lingue. Noi come Danieli abbiamo anche un ufficio traduzioni, è una multinazionale che ha come interfacce clienti che vengono da ogni dove nel mondo, insomma parliamo di clienti americani piuttosto che tedeschi, piuttosto che asiatici e via dicendo. Una persona che magari apprende la lingua durante il liceo, apprende la lingua tedesca piuttosto che altra lingua, può essere sicuramente di supporto in un'azienda, in questo caso come Danieli. Anche una persona che viene da un liceo scientifico piuttosto che classico, sicuramente si può studiare un percorso che possa portare la persona a prendere e portare un contributo anche, magari non, ovviamente sono 2 settimane, un mese il discorso di alternanza, però penso che già 2 settimane, un mese possa dare un messaggio importante alla persona e la persona può intanto cominciare a capire quello che è il mondo del lavoro. Sì, in realtà è un'opportunità importante anche perché voi non toccare con mano una realtà anche di una grande azienda o anche di una piccola azienda è sicuramente un'opportunità di accrescimento. Ma ne discutiamo nella terza parte di Effetto Friuli Giovani perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo a breve. Allora, leggo un messaggio che è arrivato, ma perché non far finire le scuole al 4º anno come nel resto d'Europa? Così uno a 18 anni è maturo, a 20 anni è pronto con una laurea triennale per entrare, e qui, vabbè, dice nel diciamo, brutto mondo del lavoro italiano. Francesco da un classico di Padova, però. Se ci vedono fino oltre confini.
Mi riallaccio un po' a quello che dice lui, ne parlavamo prima col professor Martin. In un'intervista al rettore De Toni uscita la scorsa settimana sul settimanale Il Friuli, De Toni dice: bocciare significa escludere. Questo non solo sono d'accordo sulla nuova maturità, ma rincaro la dose. È un cambiamento necessario e che in Italia arriva tardi rispetto al resto dell'Europa, in particolare appunto dice il nord dell'Europa, dove non ci sono promossi e bocciati da anni, ma si valutano le competenze acquisite. Alla fine dell'anno si fa l'elenco di quanto ha preso, ma anche di ciò che ancora manca, e l'anno dopo si cercherà di porre rimedio. Ci sarà sempre tempo per un giovane di coprire eventuali mancanze. E conclude: la bocciatura comporta l'esclusione sociale. Il 30% degli studenti dopo la scuola dell'obbligo, ossia in seconda superiore, se viene bocciato abbandona gli studi per sempre. Quindi anche il rettore tutto sommato accoglie positivamente questa riforma e dice bocciare non aiuta. Quindi anche l'idea appunto della media del 6 eccetera si sposa alla perfezione con l'idea anche di consentire a tutti di confrontarsi con questo esame. Poi abbiamo visto che ci siamo un po'... Tu scuoti la testa. Dimmi. No, dai. No, sinceramente, secondo me il sistema scolastico, ora come ora, è abbastanza intransigente, cioè lascia passare. Tu dici anche sarà ancora peggio, sinceramente, quindi. Togliere anche la bocciatura mi sembra... Alla fine il percorso scolastico deve avere degli obiettivi, perché si sa, penso che sia umano, senza un obiettivo è difficile che la gente si impegni per qualcosa, e quindi mettere un obiettivo e una neanche punizione, in realtà forse è un'opportunità che ti danno di crescere e raggiungere anche tu quegli obiettivi come i tuoi compagni hanno fatto prima di te. Mi sembra un po' esagerato, è come dire ok, andiamo avanti tutti tranquillamente, c'è spazio per tutti, invece ci deve essere spazio per tutti, ma quello spazio uno se lo deve meritare. Quindi un po' di selezione anche. Di qua invece che vedo mani alzate, prego Marco, giusto? Sì, Marco. Penso, richiamando all'esempio del nord Europa dove non ci sono le bocciature, recentemente sono stato da un mio ex compagno di classe che ora studia a Londra, e se c'è una differenza secondo me sostanziale al di là del discorso delle bocciature, è che c'è un modo diverso di, penso, prendersi cura dei ragazzi. Credo che l'istruzione in Italia pensi poco al singolo, ma pensi più, come dire, a insegnare dei concetti a, tra virgolette, la massa, che poi sarebbe la classe. Penso a livello, quantomeno scolastico inglese, perché è quello un po' che ho potuto vedere, c'è molto più interesse, ci sono dei professori che hanno il compito di conoscere tutti i ragazzi, sapere tutti i loro voti, e ricollegandomi col tema dell'alternanza scuola-lavoro, penso che questa sia, ok, è molto forse azzardato dirlo, ma penso sia anche un modo per, come dire, puntare più sull'individuo che sul gruppo in generale, in modo da dare al singolo studente la possibilità di fare un percorso personalizzato che si distacca da quello che è il tradizionale percorso scolastico. Quindi, non so, penso a due miei compagni di classe, siamo in un liceo scientifico, hanno avuto l'opportunità di andare a fare uno stage al CERN, quindi insomma anche un approfondimento che fa bene anche, come dire, per una sorta di emancipazione dello studente, possiamo definirla così. Prego. Invece ricollegarmi a quello che lei ha appena detto riguardo a finire le superiori un anno prima. Io parlo per esperienza personale, ho fatto un periodo di studio all'estero, io ho fatto 4 mesi quasi in Australia, e lì, vabbè, tralasciando il fatto che effettivamente il percorso di studi proprio che loro fanno è totalmente diverso dal nostro, anche il metodo di studio che hanno, che potrebbe essere discutibile, io onestamente preferisco il nostro, però mi rendo conto che ormai in realtà i giovani sono più proiettati verso un lavoro che è internazionale, verso un mondo internazionale del lavoro, e quindi l'Italia è uno dei pochi stati in Europa, se non forse l'unico, ma non vorrei sbagliarmi, che finisce un anno dopo. Questo quindi crea in realtà l'individuo che si mette nel mondo del lavoro, lo rende vecchio rispetto agli altri, in questo caso quindi anche meno competitivo. Quindi rivalutare proprio tutto il percorso di studi, so che sembrerebbe utopico dirlo così, però farlo finire un anno prima o comunque un periodo prima è sicuramente giusto dal mio punto di vista, perché in questo modo ci rende proprio sostanzialmente
indietro rispetto al resto del mondo, che finisce un anno prima e che quindi riesce a sfruttare questi anni che vanno dai 18 fino ai oltre i 20, che sono gli anni migliori, sono quelli gli anni in cui una persona si forma sia dal punto di vista poi universitario, se dovesse mai decidere di fare l'università, sia dal punto di vista lavorativo, perché ovviamente sono gli anni in cui si colgono meglio le opportunità. Quindi onestamente io sono d'accordo con questo. Tu no. Abbiamo dei sovversivi perché... La pecora nera, scusate, vado controcorrente io. Vai avanti. Però in realtà secondo me si è perso di vista un attimo l'obiettivo della scuola. Stiamo parlando della scuola come quella scatola nella quale dentro quei 4 muri si deve preparare macchine che una volta usciti devono lavorare. Allora io sinceramente da studentessa essere ridotta a una futura lavoratrice mi mette tristezza. Io sono una persona prima di tutto e quindi c'è un periodo per studiare nella vita e un periodo per lavorare. Io vorrei che la scuola mi facesse appassionare di qualcosa, mi invogliasse a studiare, voglio che mi faccia amare quello che mi circonda, non semplicemente che mi prepari a lavorare e entrare nel mondo del lavoro. Che Secondo scuola me fai? per quello c'è tempo. Che Faccio scuola il liceo fai? scientifico al Manignani. Quello è l'obiettivo di una scuola e quindi è inutile continuare a parlare sì, devo pensare ad andare prima a lavorare 3 anni prima perché poi voglio andare a lavorare. Certo, quello è un obiettivo che c'è nella vita, tutti dobbiamo raggiungere, però pensiamo un attimo a quello che era l'obiettivo primario della scuola, quello secondo me vero. Prego. Io mi trovo molto d'accordo con la ragazza che ha appena parlato, di cui sfugge il nome al momento, e devo dire che anch'io trovo che questo discorso anche di tagliare ancora un anno, già i programmi sono, devo dire, pieni e strapieni, si devono fare le materie, adesso che sono anche argomenti nuovi, anche esempi in storia, che abbiamo prima, era passato un attimo anche l'argomento di tentare di mettere anche argomenti più moderni. Se dovessimo fare storia in modo completo, preciso, analitico per tutti i secoli, comprendendo anche, tentando di comprendere anche l'ultimo secolo di storia, che è anche il più denso, il più completo, sul quale abbiamo più informazioni, tagliando anche un anno, com'è possibile? Non è possibile, già è difficile riuscire ad arrivare agli anni 60 per molti professori in storia e nei licei, in quanto già le 2 guerre mondiali e il periodo in mezzo sono molto importanti nella comprensione della storia contemporanea. E devo dire che sono d'accordo sul discorso che la scuola non è un posto per creare lavoratori, può esserlo se si fa un professionale, perché è un professionale, ti sta preparando a una professione. A un tecnico saremmo ancora forse in quell'ambito, ma soprattutto in un liceo che è propedeutico all'università e non al mondo del lavoro, devo dire che trovo questo discorso assurdo. Farei intervenire però qualcuno... Boeri. Perché mi pare che... Sto ascoltando con molta attenzione. Tutti i ragazzi hanno una capacità di analisi veramente profonda, è veramente interessante. E mi ricollego a una cosa che si è detta prima da questo lato, mi è piaciuto molto, è una cosa a cui mi ispiro molto anche io, che è il metodo. È vero che la scuola deve insegnarci a formare un metodo personale di analisi, di rielaborazione, un modo per come dire, affrontare quelli che sono i problemi e di conseguenza risolverli. Il metodo che si può apprendere durante il percorso dei 5 anni, che porta alla maturazione della propria linea di pensiero, aiuta poi ad affrontare qualunque problema, qualunque difficoltà, aiuta a raggiungere qualunque risoluzione. Questo è un concetto fondamentale, un po' come si diceva prima, si apprende il metodo e si forma il carattere. Si forma il carattere, si forma la mente, si impara a pensare in una determinata maniera, insomma, che poi diventa il proprio modo di pensare e a prescindere quindi da quello che si può applicare in termini pratici. L'alternanza scuola-lavoro aiuta poi a capire che cosa in pratica potremmo fare col metodo acquisito. Quindi per me è importantissimo che la scuola possa e lo faccia, quindi che dedichi molto più tempo ad approcciarsi al mondo del lavoro. Non significa che lo studente debba lavorare, significa che lo studente abbia la possibilità, l'opportunità di avvicinarsi a quello che in futuro potrebbe aspettarlo, oppure non voglio...
ed è allo stesso tempo un modo per far conoscere il tessuto imprenditoriale delle imprese del territorio. E non solo, perché anche l'esperienza esatto. che raccontava prima Marco di questo suo amico, certamente ci sono anche dei vantaggi, delle occasioni per certi versi uniche, insomma. Chi di voi ha fatto da questo lato il discorso alternanza scuola-lavoro? Ok, e di qua invece? Beh, tutti voi praticamente, quindi mancano pochissimi e il prossimo anno comunque dovrete farlo, chi non l'ha fatto, insomma. E dove siete andati? Dove avete fatto questi... Chiedo a voi che eravate più critici. Giusto, mi ricollego un attimo a quello che ha detto il dottor Boeri. No? Mi trovo d'accordo perché con l'inclusione dell'alternanza scuola-lavoro si è iniziato un processo, diciamo, di mediazione, cioè tra lo studio nozionistico e invece l'applicazione, o comunque, se non è applicazione, informazione e entrare in contatto e conoscere il mondo del lavoro e capire in ottica futura cosa si potrebbe intraprendere, perché comunque in un liceo, almeno io devo dire la verità, mi trovo in difficoltà avendo appunto un campo molto aperto a indirizzare i miei studi futuri, quindi l'alternanza può essere uno strumento in più anche a livello appunto sì, di indirizzo o sì, comunque diciamo vi fa conoscere una realtà lavorativa che sicuramente non avete. Adesso, dopo un anno che è stata introdotta in Italia, comunque nei licei da 0 si passa alle 200 ore, quindi non è facile neanche a livello organizzativo portare subito dei progetti allettanti e realmente formativi. Certo, la valutazione dopo un anno è difficile da fare, quindi secondo me è giusto dare anche un attimo di tempo e vedere cosa effettivamente si può produrre con l'alternanza. Io cosa ho fatto? Sono stato all'Università degli Studi di Udine, ho seguito un corso di creazione di blog e critica multimediale, sono andato all'Orto Botanico della provincia di Udine, sono passato alla regione, dove invece ho affiancato un lavoro, cioè una preparazione lavorativa a invece una preparazione studio, quindi all'interno dei laboratori, quindi analisi di piante. Più pratica, diciamo. Esatto. E, insomma, ho fatto comunque dei percorsi che ritengo comunque formativi e interessanti per un'ottica futura. Poi non tutti probabilmente hanno avuto questa fortuna e infatti per quello che si cercherà di fare, secondo me, in futuro con l'alternanza sarà di proporre nelle scuole e soprattutto nei licei e negli istituti dello stesso indirizzo le stesse proposte per equiparare e dare le stesse possibilità agli studenti di tutte le zone, non solo magari avvantaggiare quelli della città ma anche quelli di fuori. Bene, noi ci fermiamo un attimo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi rientriamo in studio per l'ultima parte della trasmissione. Allora, rientriamo, ultima parte di Effetto Friuli Giovani, un messaggio. Ragazzi, il vostro obiettivo non dovrebbe essere di diventare ciò che il sistema vuole, ma quello di svilupparvi, aprire la mente, diventare chi realmente siete come persone. Questo ce lo scrive Alex e vediamo dall'altra parte, no, ci sono i saluti e quelli alla fine. Eravamo rimasti, stavamo parlando appunto dell'esame di maturità, il tema principale, sono uscite molte sfaccettature analizzando sia il cambiamento del prossimo anno, ma anche parlando invece di una delle cose che mi sembra che vi abbiamo più acceso gli animi, ovvero il progetto alternanza scuola-lavoro. E ridono. Ah, ok, una cosa regista. Alternanza scuola-lavoro che insomma ha creato sicuramente una discussione abbastanza fertile tra favorevoli e contrari. E sono delle inquadrature creative. Ringraziamo, anzi approfittiamo Pierangelo Buttazzoni alla regia e Martina Beraldo.
E naturalmente Paolo Bassi che mi sta inquadrando in silenzio ed è con noi anche lui. Allora, tu che hai il microfono, a te la parola. Allora, buonasera a tutti innanzitutto, sono Elena. L'alternanza scuola-lavoro è una delle cose più buone, secondo me, fatte nei licei, perché comunque porta il ragazzo a vedere il lavoro in un altro modo, ma non come gli viene raccontato dai genitori, amici, parenti e così via. Anche perché magari sono esperienze diverse rispetto a quelle Esatto, perché comunque in vedi tu in prima posizione com'è il lavoro e in cosa consiste. Invece legato al quinto anno, come dicevano prima, toglierlo o non toglierlo, per il quinto anno ci sono i pro e i contro. I pro sarebbero che comunque aiuta il ragazzo a un altro anno di preparazione, perché io vengo da un paese dove fanno solo 4 anni, dalla Romania, e ho notato molti ragazzi che si sono lamentati perché dicono avrei bisogno di un altro anno perché non ho tutto, non sono ben preparato e così via. Quindi secondo me il quinto anno a qualcosa serve comunque. Vorrei collegarmi anche al messaggio di un ragazzo che ha detto prima che all'esame di maturità vorrebbe l'esame di inglese. Non è necessario avere l'esame di inglese alla maturità, perché nel mio istituto uno dei primi esami, diciamo, che si fa è il CAE, che è l'esame che consiste nell'inglese di un livello dal C1 al C2, che ci viene dato dal Cambridge English, che tutti possono affrontare, però se non si raggiunge questo livello di C1 o C2 si possono fare anche livelli più bassi come A1, A2 o B2. Quindi diciamo tu dici comunque la conoscenza, la competenza nella lingua inglese viene comunque garantita da un percorso che può certificare eventualmente in base appunto a norme, insomma, a standard europei la tua conoscenza dell'inglese. Infatti non serve per forza un esame vero e proprio. Di qua invece che sento vociare? La mia sulla questione alternanza scuola-lavoro. Io la vedo molto positivamente come iniziativa. Io non avrei dovuto farla perché il mio anno non era compreso, ma l'ho fatta non qui a Livorno perché era un liceo classico con orientamento archeologico. Quindi io sono stato fortunato perché quello che io ho fatto, cioè lavorare in un museo, curare un'esposizione, è stato molto interessante. Abbiamo lavorato proprio di fatto in prima persona, quindi ha avuto risvolti positivi per quanto riguarda l'esperienza. Però molta gente, e parlo appunto di Livorno, io qui non so perché non c'ero, sono tornato recentemente, molta gente si è lamentata del fatto che in determinati posti in cui veniva mandata, che erano veramente più disparati, c'era chi andava al notaio ed era molto soddisfatto, c'era chi andava, per esempio, se non erro, alla protezione civile, in determinati posti non facevano assolutamente niente. Quindi l'alternanza questo è uno spreco di risorse, sicuramente di opportunità. E di tempo, perché certo, come chi ha giustamente detto, si tratta comunque di tanto tempo che potrebbe essere impiegato in molti altri modi, se non ha un senso. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è utile entro il limite in cui offre una sorta di infarinatura, una prima infarinatura al mondo lavorativo verso il quale dobbiamo assolutamente ora più che mai rivolgerci in un periodo come questo in cui il lavoro, certo, magari come ha detto prima la ragazza, non dobbiamo fare la scuola solamente per pensare al lavoro che c'è dopo, a cosa dobbiamo fare piuttosto che quello che vogliamo fare, però è importante il lavoro in questo momento e sprecare così tanto tempo non si può fare, quindi sicuramente servirebbe un'organizzazione migliore magari in determinati istituti per curare dove si mandano i ragazzi. Per quanto riguarda invece questa questione dell'inglese che è stata tirata fuori sia da alcuni ragazzi qui sia dal ragazzo che ha scritto, penso sia fondamentale per il semplice fatto che sempre ora più che mai le università straniere che guardano il voto con il quale usciamo dalla maturità sono molto rinomate. Nei paesi stranieri c'è chi mi ha detto che sono le università che scelgono i ragazzi piuttosto che i ragazzi le università, quindi è giusto, credo, che ci sia una sorta di selezione, che quindi il voto della maturità sia guardato, perché certo, bisogna considerare il lavoro di tutti e 5 anni, non solo dell'ultimo, però penso che l'esame di maturità si dia una sorta di senso al percorso che un ragazzo di fatto in questi 5 anni ha percorso, quindi sicuramente penso che abbia la sua utilità perché mostra se abbiamo fatto qualcosa, se l'abbiamo fatto bene. Certo. Tu volevi dire qualcosa? Prego. Beh, dunque, mi ricollego al suo discorso, al discorso di Francesco, al discorso dei campus universitari, che secondo me offrono una possibilità molto importante per gli studenti, soprattutto dei licei, no? Si affrontava il discorso dei licei che fanno difficoltà chiaramente a trovare una giusta occupazione.
Oltre al fatto che mi incuriosisce molto il discorso che ha fatto prima il rappresentante della Danieli, perché lavorare in un'azienda del genere è sicuramente qualcosa di proficuo per chiunque di noi e può solo che portare grandi cose per tutti gli studenti della provincia. I campus universitari, che sono molto pubblicizzati, almeno nella mia scuola, io sono al liceo classico, quest'anno si metteranno all'opera e praticamente tutti gli studenti avranno la possibilità di partecipare nel periodo estivo, quindi in un periodo non scolastico, a dei campus universitari che non si terranno solo nella città di Udine, ma in tutta la regione. Questo a sottolineare come l'alternanza scuola-lavoro non abbia mosso solo gli studenti, ma ci sia un'organizzazione, secondo me, ben strutturata, anche in un periodo di tempo molto breve, quindi a questo proposito c'è sicuramente da fare una nota positiva all'organizzazione italiana, perché almeno in Friuli vedere che in meno di un anno si organizzano 4 province, un territorio di più di 1 milione di abitanti, per dei campus universitari che comprendono veramente tutte le facoltà, o comunque la maggior parte, le più importanti sicuramente, con una capienza, una possibilità di studenti veramente importante, è qualcosa di positivo e fa capire che per l'alternanza c'è vero interesse da parte dello Stato e nei giovani si investe ancora oggi, Certo. e non è vero che comunque lo Stato è disinteressato nei confronti dei giovani, e questo è sicuramente qualcosa di importante, e l'alternanza è comunque, per chi è contrario e anche e ovviamente per chi è a favore, un motivo di novità e Sì, un è incentivo un modo sicuramente per voi. incentrare l'attenzione sui giovani che in questo momento si trovano in una situazione di difficoltà, in un momento di crisi chiaramente. Quindi su questo mi trovo d'accordo chiaramente con Francesco. Per quanto riguarda la mia esperienza, da liceale noi abbiamo partecipato a una manifestazione filosofica nella città di Udine, Mimesis, non so se qualcuno ha partecipato, molto molto interessante, ed è stato veramente qualcosa di particolare, curioso. Sinceramente non avevamo mai partecipato, ci siamo dislocati in piccoli drappelli di studenti e abbiamo veramente organizzato in prima persona, come non capita mai nelle scuole, nella quotidianità, delle giornate, degli incontri a cui hanno partecipato molti studenti, abbiamo presentato, diventati parte è stato attiva veramente della qualcosa vostra- di anche della attivo vostra e di bello da un certo punto di vista per tutti gli studenti, almeno dal mio punto di Che vista e dalla mia gratifica esperienza. Esatto, sicuramente, anche certamente. il vostro certamente. impegno. Grazie. Di qua invece che, se no non vi do mai la parola. Io mi chiamo Giada. Giada, ciao. E volevo dire giusto 2 cose. Intanto volevo spezzare una lancia a favore sia degli istituti tecnici che dei professionali, perché comunque io facendo un tecnico vedo che non è che veniamo, neanche noi dei tecnici o dei professionali, non è che veniamo fuori proprio come delle macchine, ma comunque anche come persone, e in certi casi, in certe scuole vedo che sono più puntati magari anche alla persona rispetto che all'indirizzo proprio, perché sì, se una persona non sta bene, non si sente al proprio agio, alla fine non riuscirà neanche al lavoro o non riuscirà neanche nello studio. Penso che sia un po' la missione, no, della Sì. scuola, dopo ce ne parlerà sicuramente il professor Cioli, però è giusto anche questo, questo è insomma, sì. la funzione forse primaria, chiaro, non è quella di formare dei robot. Poi per l'alternanza, io ho fatto alternanza scuola-lavoro l'anno scorso. E, Dove? Nel circolo agrario. Mhm. E devo dire, mi sono trovata bene perché comunque sono riuscita a mettere nel vivo quello che ho studiato negli anni prima. E poi per l'esame di inglese, secondo me, sarebbe una buona cosa che ci fosse, non solo per il fatto dell'università, ma anche perché bisogna pensare che non è che al mondo c'è solo l'Italia che parla solo in italiano, ma che comunque, essendo anche l'Italia uno stato che vive molto di turismo, in un modo o nell'altro, per parlare con le altre persone, bene o male, così tutti conoscono Anche l'inglese. nell'ottica di un'Europa, insomma, di sì. un'economia globale, eccetera, immagino che i nostri anche ospiti E insomma, quindi possano è comunque testimoniare utile- che sia imprescindibile. È comunque utile avere almeno una minima base, poi magari non di pretendere di saperlo come gli inglesi, che è la loro madrelingua, ma almeno un minimo da riuscire a fare un discorso sensato. Quello. Chiaro. Altri commenti? Il
poi ci avviamo stringati perché poi il tempo è tiranno purtroppo. Prego. Io sono Marco, sono Ciao. dell'Istituto Cecconi e frequento il corso di sociosanitario e volevo ricollegarmi alla questione della bocciatura. E io penso che magari sono uno dei pochi che lo pensa, però ritengo che la scuola, sia dall'inizio, a partire dalle elementari, vada vista come una sorta di terzo genitore nella nostra vita, anche perché in una settimana in cui magari c'è chi va anche il sabato, chi no, teniamo conto 6 giorni su 7, sono 144 ore, di cui 32 ore a settimana sono di scuola. Togliamo altre 30 ore in cui dormiamo, sono un terzo solo di scuola. E gli altri 2 terzi li passiamo con la nostra famiglia o in altre attività, quindi togliamo altre ore. Quindi la scuola in realtà è un ente che si occupa, appunto, come dicevamo, di formare una persona. E la bocciatura non è un'esclusione sociale, non va proprio vista come questa cosa qua, ma va vista come un esempio di quello che poi ci farà la vita, perché la vita dopo la scuola non è che è una passeggiata, anzi dobbiamo vedere adesso una passeggiata che ci prepara a una corsa dopo. Quindi la bocciatura è sbagliato vederla come qualcosa di negativo, anche perché io parlo per esperienza personale e il primo anno di superiori sono stato bocciato. Ma mi ha aiutato a formarmi, comunque a maturare e ad affrontare in modo diverso, con un'altra visione, la scuola. Potrebbe capitare, e dopo ci dobbiamo fermare anche. Potrebbe capitare appunto anche a chi sceglierà l'università di fare un percorso che magari non è quello giusto e di fare retromarcia, di tornare, di ripartire. Professor Cioli, a lei una chiusa in generale? Se questo fosse stato un esame di maturità, io ho fatto finora scena muta, quindi sarei completamente fregato. Ma in fondo quello che mi fa piacere pensare è che i ragazzi hanno fatto un esame di maturità qui in questa trasmissione, nel senso che in questa trasmissione hanno portato le loro conoscenze, ma soprattutto le loro passioni, le loro volontà, i loro desideri, le loro preoccupazioni, e in fondo l'esame di maturità potrebbe, sta tendendo forse a diventare anche questo. Non è più solamente quello che si è studiato, quello che si sa, quello che si conosce, ma è tutto quello che si porta di se stessi, sia le proprie conoscenze, ma soprattutto le proprie passioni, la propria esperienza, la propria persona nella totalità. Forse è questo che si sta tendendo con il nuovo esame. Mi è piaciuto questo scontro tra un'idea, diciamo, nord europea della scuola, che è una scuola che fa cavalli da corsa per metterli nel mondo del lavoro, e un'idea italiana della scuola che invece forma la persona, forma la sua completezza. La scuola è in continuo scontro per riuscire a star dietro con i tempi, perché deve lavorare con una materia mobile, una materia viva che siete voi. Chiaro. Bene, allora per i saluti veloce: Beltrame, Petrucco, Monastier, Stellini sempre su, per saluti Lorella, la ragazza Amna ed Esmeralda, poi Giuseppe Giuffrida, lo saluta il fratello, e niente, direi che per queste persone che hanno collaborato e partecipato c'era anche un'ultima provocazione, ma non c'è il tempo e la rimanderemo insomma alla prossima puntata. Io niente, vi ringrazio per i vostri contributi e per quanto ci avete detto e raccontato questa sera. Avete partecipato in modo veramente molto accorato e sono molto contenta. Ringrazio anche i nostri ospiti, grazie per aver accettato l'invito e aver partecipato. E ovviamente ringraziamenti alla regia, Buttazzoni, Beraldo e Bassi. L'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre qui su Telefriuli con Effetto Friuli Giovani, ore 21:15 puntuali. Vi aspettiamo. Got nothing